benvenuti alla 14ª giornata prima di ritorno del campionato nazionale di pallavolo di Serie B femminile. Procori Ericina Volley, Poseidon Pallavolo Crotone. Dirigono gli arbitri Alessandro Rocchi di Milano, Federico Bonacorsi di Milano. Numero 1 Isabella Cus, numero 3 Gaia Gernone, numero 11 Sara Misceu, numero 12 Aurora Cesario, numero 13 Giada Biscardi, numero 14 Michela Greco, libero numero 8 Marcella Maggi Pinto, primo allenatore Piero Astiriti, secondo allenatore Alfredo Argino. Procori Ericina Volley, numero 1 Lea Vujevic, numero 10 Camilla Maicedo, numero 13 Francesca Campagna, numero 17 Tatiana Lombardo, numero 23 Maria Laura Patti, numero 88 Eva Dibert, numero 11 Sara Logerto libero, allenatore Luigi Allegra, assistant coach Santo Vassallo. Amici sportivi, ben ritrovati, primo impegno del nuovo anno e dopo la pausa coincidente con la fine del girone di andata e con l'inizio del girone di ritorno per il campionato di Serie B2 femminile girone M, e si ricomincia alla grande perché di fronte al Palagardella la seconda forza del campionato, la Poseidon Pallavolo Crotone, è la quarta forza del campionato, vale a dire la Procori Ericina, matricola, lo ricordo sempre, di questo campionato. Inizio con la presenza di un buon pubblico perché chiaramente è un match molto importante. Il primo punto è stato conquistato dalla formazione calabrese, adesso c'è l'attacco delle nostre ragazze che peraltro ripropongono dopo un po' di assenza Maria Laura Patti, e non è certamente aspetto secondario, ma prima di raccontarvi questa partita voglio ovviamente congratularmi, visto che sono ormai 38 anni che seguo le vicende sportive del territorio trapanese e non solo. Dicevo, voglio complimentarmi con la formazione Ericina di pallamano che oggi ha regalato una delle vittorie più belle nella storia dello sport trapanese, conquistando a Rimini la Coppa Italia di pallamano, battendo nettamente e davvero con una prestazione di grandissimo livello la guerritissima formazione di Bolzano. Dunque complimenti a tutte le ragazze, ai tecnici, naturalmente anche a colui il quale ha creato questo gioiello, perché in effetti dal nulla Erice si è ritrovata ad avere una formazione ambiziosa e forte in un campionato nazionale, come appunto dicevo, la pallamano. Quindi complimenti davvero, e complimenti anche, se parliamo d'altro, anche al Trapani Calcio, che oggi è tornato a vincere battendo il Cittanova in trasferta. E adesso ovviamente le nostre attenzioni sono tutte per la pallavolo, per questo gruppo di ragazze che seguiamo con particolare affetto. Ormai siamo pienamente coinvolti in questa avventura e non potrebbe essere altro. Quarto punto intanto proprio per la Procori, 4 punti consecutivi, e in campo oltre alla ritrovata Patti, Camilla Macedo, Lea Vujevic, Eva Dibert, Tatiana Lombardo e Francesca Campagna. E servizio vincente con la collaborazione anche dell'avversaria. Tra l'altro un saluto anche a tutta la Calabria,
per coloro i quali seguono ovviamente questa telecronaca in streaming. Peraltro già la capolista Zafferana ha fatto per intero il suo dovere, nel senso che ha collezionato la 14ª vittoria stagionale, quindi si conferma certamente la compagine più agguerrita, più accreditata, quasi a rinnovare una tradizione pallavolistica che a Catania, come ben sappiamo, è molto ben radicata. E adesso credo che sì, non c'è stato il tocco, e queste prime battute già ci fanno intendere come dobbiamo aspettarci una partita molto combattuta, molta determinazione da parte delle protagoniste. La Poseidon è scesa ad Edice, al Pala Cardella, con queste atlete. Intanto vediamo il 6° punto di Francesca Campagna, Isabella Cusso con il numero 1, Gaia Gernone numero 3, Sara Misceo numero 11, Aurora Cesario che è il capitano numero 12, Giada Biscardi numero 13, Michela Greco numero 14, allenatore Piero Asteriti, il suo secondo Alfredo Argirò, ovviamente il nostro tecnico è Luigi Allegra, il suo secondo Santo Vassallo. Gli arbitri scendono da Milano e questo già fa capire l'importanza del match. Si tratta di Alessandro Rocchi, primo arbitro, e di Federico Bonaccorsi che è il secondo. Ancora un punto per le nostre ragazze, buon impatto con il match, 7-2. Vujevic ha portato a casa il 7° punto, il Muro ha potuto ben poco se non respingere la palla fuori campo. Maria Laura Patti che ha recuperato la forma fisica ed è pronta per dare il suo notevolissimo contributo. Il pallonetto della Di Bert, fanno buona guardia le calabresi che poi si ripropongono, vola Maria Laura, poi l'attacco della Vujevic, il Muro non può fare nulla, 8-2. E il coach Asteriti chiama il primo time out. Prende il gioco alla Pala Cardella e ne approfitto per ricordarvi l'attuale situazione di classifica, limitatamente alle prime 4 posizioni. Zafferana 38 punti, Crotone 32, 11 vittorie e 2 sconfitte. Brava la Di Bert, salva un pallone difficile, ancora l'attacco della Poseidon che va dentro. Terzo punto per le calabresi, dicevo Zafferana 38, Crotone 32, Traina 31, Procori 27. Crotone che ha preso soltanto 2 partite, Vericina 4, l'ultima delle quali proprio prima della pausa qui al Pala Cardella, ricorderete, al tie break. Ma poi ciò nulla toglie però al rendimento che hanno offerto le nostre ragazze. Ancora la Vujevic, anche il libero calabrese ben disimpegna. Proviamo con Francesca Campagna, riescono a salvarsi le calabresi, poi rimettono la palla dall'altra metà del campo e allora ci proviamo ancora, niente da fare, e poi il pallonetto intelligente di Eva Di Bert per il 9° punto.
ragazze che ci sembrano davvero dentro la partita da ambo le parti, e ogni punto insomma bisogna sudare per guadagnarselo, ma ribadiamo, la seconda e la quarta in classifica non per caso si trovano in quelle posizioni, probabilmente saranno protagoniste fino al termine della stagione. Stavolta è la Vujevic, poi Maria Laura che non può chiudere perché non può forzare, non colpisce bene Lea Vujevic, e il quarto punto per Poseidon Volley Crotone, o pallavolo, che poi è la stessa cosa. Riusciamo a salvare la palla, poi c'è l'attacco però non riescono Maria Laura Patti e Lea Vujevic a salvare. 9-5, recuperano due lunghezze ragazze calabresi. Che all'andata bisogna, brava Eva, è il secondo punto preziosissimo di Eva Di Berti. Dicevo, nel match d'andata tennero a battesimo l'esordio, lo storico esordio della Procori in Serie B2. Chiaro, da allora sono cambiate tante cose, in quel periodo la Procori non era ancora nelle migliori condizioni di forma, era una sorta di squadra, una sorta di cantiere, con qualche pure indisponibilità. Veniamo alla partita, bello il salvataggio di Lea e poi la giocata di Bert, Camilla Macedo. Davvero un ottimo inizio di match per le nostre ragazze. Colpisce male, sì, credo la numero 1, sì, da Isabella. Allora 12° punto, 12-5 a favore della Procori. Anche Tatiana incrocia, brava per Tatiana, bellissimo punto, e il tecnico calabrese chiama, spende il suo secondo time out. Punteggio parziale nel primo set, ricordo prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B2 femminile, in particolare il girone M, 14ª giornata in assoluto, di fronte al Palacardella, Procori Ricina e Poseidon Pallavolo Crotone. Muro fa buona guardia, riproponiamo, e ancora Tatiana porta a casa anche il punto numero 14. Un po' stranite le ragazze calabresi. Ottimo il muro, peccato che va fuori, va bene, ci sta. Sesto punto per le ragazze che rappresentano la città di Pitagora. Abbiamo un po' di difficoltà alla numero 11, credo, che proprio i numeri sono piccolini, soprattutto la parte
anteriore. Sì. Era Sara Misceo, comunque intanto va fuori il nostro tentativo e quindi 7° punto per le ragazze scese dalla Calabria per rendere visita alla compagine Ericina. È fuori, non trova il parquet. Restano 6 le lunghezze di vantaggio. Ancora la Misceo in battuta. Non chiudiamo. E poi il pallonetto beffardo non concede scampo né a Tatiana Lombardo né a Camilla. 14-9. 3 punti consecutivi. La ricezione di Sara Logeffo e poi salvataggio, complimenti, incredibile davvero. Poi uno strano pallone. 14-10, peccato. Crotone è stata abile e fortunata a, non si sa come, a recuperare un pallone che sembrava molto complicato. Ancora la numero 11 calabrese. E finalmente spezziamo la serie, ci riportiamo a +5, 15-10, grazie all'intervento di Tatiana Lombardo, sempre molto presente nel vivo del gioco. Possiamo riproporci in attacco, non chiudiamo, peccato, è una buona occasione. Ennesimo tentativo, Tatiana Lombardo non chiude, ci riprovano le nostre avversarie, anche la nostra ricezione è buona. Brava Lea, ha sorpreso con questo pallone la retroguardia calabrese. Coach Astarita manda dietro nella mischia anche la numero 9. Sì. Scrittura davvero molto piccola. Siamo un po' distanti dal parquet, quindi qualche problemino c'è. Eva Di Bert sul punteggio di 16-10, 16 per chi batte, 10 per chi risponde. Primo set. Primo errore in battuta della serata, sì, perché non mi pare che Crotone ne abbia commesse, e tra l'altro ne ricordo che la nostra panchina trovano posto anche Elena Cardella, Sofia Maria Biondo, Carola Compagno, pronte eventualmente a dar manforte. Recuperiamo la sfera, poi l'attacco. Brava Tatiana, grande protagonista fino a questo momento del primo set, ennesimo punto che ci proietta di nuovo a +6, 17-11. La stessa Lombardo, è il turno di rotazione, le assegna il compito di rimettere in gioco. Riusciamo a salvare la sfera. Ancora Tatiana che non può forzare ovviamente. Brava Camilla, ottimo punto, beffare le avversarie e a riportarci con un buon margine di vantaggio, 18-11, ma siamo solo al primo set, giova a ricordarlo. Ancora Tatiana, però è chiaro che in una partita del genere
vincere. È buono sì, brava Tatiana, proprio l'incrocio, è andata a pescare, ottimo, ottimo. In effetti non protesta il tecnico calabrese, questo gli fa onore, anche perché era proprio sotto i suoi occhi. Massimo vantaggio, più 8, 19-11, ancora la Lombardo. Il muro limita la conclusione, poi proviamo l'attacco, non ci riusciamo a chiudere, nel senso, e lo fanno le nostre avversarie. 19-12. Ricominciano le rotazioni e dunque battuta nelle mani di Cus Isabella. Non era stata eccellente la ricezione, però riusciamo a sopperire, ci riproponiamo. L'attacco non può essere, adesso si martella da ambo le parti, devo dire. Non si sa come, ma la Macedo riesce a portare a casa il punto numero 20, proprio ha sfiorato il pallone, in pratica ha messo in difficoltà le avversarie, ma va bene così. L'importante alla fine quello che conta sono i risultati, allora va benissimo. 20 Procori Ricina, 12 Poseidon Pallavolo Crotone. La nostra brasiliana in battuta, fuori. Secondo errore in battuta, va a prendere fiato proprio Camilla. Gaia Gernone al suo turno di battuta. Sì, abbiamo visto salvataggi proprio alla linea dell'incredibile in questo primo set, e poi c'è il muro su Maria Laura Patti. 20-14, resta un buon margine. Ancora la Gernone, Sara Logerfo, Eva Di Berte per Lea Vujevic. Non chiude Lea. Ora c'è l'attacco vincente di Sara Misceo, che porta a casa il 15° punto per la sua squadra. Sono 5 le lunghezze che dividono le due contendenti, che stanno davvero ribadendo il perché occupino le rispettive posizioni. D'altronde nulla nasce per caso, e allora Lea decide che è il caso di portare a casa il 21° punto e spezzare il tentativo di risalita. Sono sempre 6 i punti da amministrare. Adesso qua ci allegra, getta nella mischia anche la compagno, fa rifiatare proprio la Patti. Prima battuta di Carola, l'attacco calabrese, la stessa Carola va a recuperare, alza la Di Berte e Lea spara un missile sul quale può poco la difesa pitagorica. 22-15. Ancora Carola. La deviazione del muro mette fuori causa qualsiasi nostro tentativo. Ritorna in campo Maria Laura.
torna in panchina Carola Compagno. In battuta Giada Biscardi per la Poseidon. Sara Logerfo, la sua ricezione, la Dibert e vai, sì. Lo stesso coach, complimenti coach, lo ammette. 23esimo punto, proprio almeno noi avevamo visto proprio come la palla avesse toccato proprio la riga che delimita il terreno di gioco. E allora Lea, ancora Lea, brava, bel salvataggio. Poi il muro non è fortunato, ma davvero ribadisco, ogni punto bisogna sudarselo, quindi complimenti a tutte le ragazze che sono sul terreno di gioco. Adesso c'è un cambio, esce proprio la numero 14 per quanto riguarda Crotone, Michela Greco, al suo posto la ragazza che sta andando che va in battuta, esattamente la numero 2. Controllo intanto al tavolo. Signor Bonaccorsi, c'è qualcosa da verificare. E comunque siamo 23 Procori Ericina, 17 Poseidon Pallavolo Crotone. Turno di battuta a favore delle ospiti. Sul parquet in questo momento per la Procori Eva Vujevic, Maria Laura Patti, Sara Logerfo, Tatiana Lombardo, Francesca Campagna e Eva Di Bert. Il pallonetto non sorprende le nostre avversari. Che portano a casa anche il punto numero 18, nonostante il nostro muro aveva cercato di respingere, la palla è finita fuori e quindi 18 per chi batte, 23 per chi risponde. Il dai e vai di Eva Di Berta e Tatiana Lombardo porta a casa il 24-18, significa parecchie opportunità per portare a casa il primo set. Intanto rientra la Macedo, siede in panchina Sara Logerfo, in battuta sì, ecco, adesso sì, entra il numero 21 Aurora Smeraldo. Qualche difficoltà la ricezione, facciamo buona guardia adesso, attenzione, sì, si chiude in meno di mezz'ora il primo set, 25-18. Credo che nessun dubbio sul merito delle nostre ragazze. Hanno meritato, hanno dominato questo primo parziale. Adesso cambio campo. Tornano in campo i due sestetti per dar vita al secondo set della partita Procori Ericina Poseidon Pallavolo Crotone. Lo ribadisco, prima giornata di ritorno del campionato di Serie B2 femminile girone M, di fronte la seconda in classifica alle spalle della inarrivabile Zafferana e la quarta compagine allo stato attuale, vale a dire la Procori, che insegue, a parte che diciamo si trova pienamente in corsa per i playoff, dicevo insegue chi la precede,
perché sono 5 le lunghezze che separano Crotone dalla Procori e 4 dalla Traina Caltanissetta, ma c'è tutto un giorno di ritorno per ovviamente migliorare quello che è stato fatto. Peraltro la squadra comincia ad acquisire consapevolezza, e poi con il recupero di coloro che hanno avuto qualche problemino, naturalmente la Procori se la può giocare davvero contro qualsiasi compagine. Ma intanto torniamo alla sfida di questa sera al Pala Cardella, primo punto conquistato dalle nostre atlete, la battuta della Macedo, poi il pallonetto della Patti, e poi c'è l'errore della numero 13, esatto. Sì, Giada Biscardi non ha colpito bene la sfera. Ancora Macedo. Di pochissimo anzi, ma è fuori la schiacciata di Leia Vujovic. 2 Procori, 1 Poseidon Crotone. La Biscardi credo in battuta, sì, perché il numero non lo vediamo dalla nostra postazione, ma comunque era lei. E stavolta però Lea indovina l'angolino e porta a casa anche il terzo punto nel secondo set. Maria Laura Patti è il suo turno di battuta. Non ho avuto modo di dire, un recupero importante per l'esperienza, per la presenza in campo, per la sua capacità di essere leader. E Papà Patti che in tribuna fa il primo tifoso, storico personaggio dello sport trapanese e non solo di tutta la provincia, lo dobbiamo dire. Ancora Maria Laura, un po' in difficoltà, ma riescono a salvarsi le ragazze crotonesi e poi hanno anche la fortuna di portare a casa il secondo punto. Colpisce il tetto alla sfera, quinto punto per la Procori. Torna in campo il libero titolare, per così dire, no? Di Crotone. Rileva Michela Greco, in battuta intanto Leia Vujovic. È troppo lunga la sua battuta. Curiosamente devo dire, non vorrei sbagliarmi, ma Crotone non ha sbagliato neanche una battuta. Le nostre ragazze un paio, ma non dico, questo è l'unico aspetto tra virgolette negativo, ma giusto a ribadire come il primo tempo è stato da alto livello, grande concentrazione. Ancora Tatiana, bellissima diagonale, grande applicazione, grande concentrazione, quindi quello è un dettaglio che ci può stare. Anche Francesca Campagna sta giocando un buon match. Diciamo che tutta la squadra sta giocando bene, superfluo quasi fare gradatori. Certamente hanno inciso per il contributo a livello di punteggio che hanno assicurato Tatiana Lombardo in particolare. Quarto punto per Crotone, deve recuperare 2 perché la Procori ne ha 6, quindi 4 per chi batte, 6 per chi risponde. Fiata proprio Campagna, quando c'è l'Ace sembrava fuori, invece poi è caduto.
quinto punto, quindi -1 per Crotone. È fuori, di poco anche in questo caso, ma è fuori. 6 pari, 3 tentativi e alla fine Camila sbaglia, ma davvero di poco. Parità nel secondo set. Vediamo l'attacco ancora con la Lombardo, il muro se ne smorza la conclusione e poi brava Camila. Si porta le proprie compagne avanti di una lunghezza. La Eva Di Bert, è il suo turno di battuta. Adesso il pubblico presente, sì, brava ancora Tatiana, ottavo punto. C'è stato anche il tocco della numero 8 che mi impedisce di vedere il suo nome perché sulla scritta alle spalle c'è la codina. Dicevo, anche il pubblico presente adesso è coinvolto nel match perché comunque si tratta di una buona partita, molto combattuta. Nessuno in campo si risparmia. Colpisce malissimo Sara Misceo. Riallunghiamo a +3, 9 Procori, 6 Poseidon Crotone. È ovvio che giocando sempre con l'acceleratore pigiato si può sbagliare. Non riesce lei a colpire la palla prima che la stessa tocchi terra. La Isabella in battuta 7-9. Ricordo, secondo set di questa importantissima partita, certamente il match più importante della prima di ritorno. Brava Camila, questo è quello che devi fare. Ricordo anche che la Procori ha vinto il primo set 25-18 in poco più di 20 minuti. Tatiana Lombardo. Brava la Di Bert. Buono il muro, buono il muro, buono il muro. 11° punto. Si ricomincia a Pallacardella. Tatiana Lombardo in battuta, 11-7 +4 per la Procori Ericina. Attacco limitato dal nostro muro, un attimo di incertezza e poi Sara Valgerfo vola ma non riesce a salvare il punto. 8-11 in battuta Gaia Gernone. Stavolta non chiude la Macedo. Adesso c'è tanta frenesia, non riusciamo a chiudere l'attacco ancora, il muro
pazzesco, pazzesco veramente. C'è un tocco, vedo toccato la rete, scambi ripetuti, si lotta davvero con grande determinazione. E beh, d'altronde, trattandosi di uno scontro al vertice, non poteva che essere così. La partita sta mantenendo le promesse e le premesse della vigilia di fronte a due squadre che stanno recitando un ruolo di primo piano in questo girone M, fermo restando che Zafferana sembra avere una marcia in più. Rischio di scontro tra due atlete, la rete, attenzione, ancora riusciamo a salvare, poi Tatiana, pallonetto, nessuno cede, ragazzi, complimenti. D'altronde, tipico del gentil sesso, mai cedere passo. Ancora un salvataggio e poi alla fine brave tutte, nessuna esclusa, anche se il punto va a Crotone, ma brave tutte, riescono a coinvolgere anche chi vi racconta la partita. A parte, mi permetto di dire, insomma, che la pallavolo la seguo da qualche annetto e non solo pallavolo. Infatti stamattina per la prima volta ho visto all'opera la formazione vicina di pallamano e alla fine, da cronista che da quasi 40 anni racconta le vicende di questo spicchio d'Italia, non ho potuto fare a meno di partecipare proprio alla gioia, perché questo si tratta davvero di un successo costruito dal basso e quindi rinnoviamo i complimenti alla società di Norbert Biasizzo. Brava Maria Laura, brava, buon rientro il suo, ma non poteva essere altrimenti, un'autentica guerriera dei parquet. Meritato riposo, rientra Carola Compagno per andare in battuta. Carola Compagno, tra l'altro giova a ricordare, 18 anni prossimo marzo, quindi giovanissima, ancora la stessa Carola. E poi Lea, il muro, riproponiamo ancora Lea, guardate con quale ardore si salva Crotone, ma ci riproponiamo in attacco e per poco, guardate cosa succede, incredibile, che fase della partita assurda, incredibile, e poi chiudono le nostre avversarie, non si lascia un centimetro. Non si concede un centimetro all'avversario. La battuta adesso torna tra le mani delle ragazze ospiti che devono recuperare 2 punti, naturalmente. Diventano 3 grazie a Francesca Campagna. 14 Procori, 11 Pallavolo Crotone, seconda forza del girone M. Brava Sara, volo d'angelo proprio, brava anche la Isabella. Beh, ritengo giusto e doveroso sottolineare le giocate di tutte le protagoniste, fermo restando che noi raccontiamo l'avventura della Procori vicina. 12 per chi batte, 14 per chi risponde.
porta a casa anche il 15° punto. Leja Vujevic ha staccato con il suo inconfondibile stile. Cambio, Aurora Smeraldo rileva Francesca Campagna per il turno di battuta, una mossa che spesso pone in essere Coach Allegra. Il pallonetto questa volta non concede scampo, la stessa Aurora aveva tentato di salvarla, per poco non c'è riuscita. Proprio al limite questa chiamata, al limite proprio, probabilmente la palla è fuori, ma di pochissimo. Ci rimettiamo al giudizio del primo arbitro, ci mancherebbe altro, anche perché lui era proprio a pochi centimetri. E adesso questa battuta, questa schiacciata e va fuori, concede la parità, 15 pari. In effetti secondo set più equilibrato. Ancora un errore. Adesso è l'Ericina che deve rincorrere. Diciamo che in questa fase sta mancando un pizzico di precisione. Time out chiesto da Coach Allegra. Turno di battuta ancora nelle mani della Poseidon Crotone, che ha ribaltato la situazione. Adesso c'è il nuovo pareggio firmato da Camila, 16 pari. A volte davvero basta un pochissimo per cambiare l'inizio di un match, e in effetti questo secondo set sembra orientato in maniera diversa, ma non perché le nostre ragazze abbiano abbassato la guardia o perché il rendimento è sceso, no, proprio perché ci sono state alcune giocate che hanno determinato parecchi punti, e intanto però Leja ci riporta avanti, +1, 17-16. Eva Di Bert, vai, brava Camila, ottimo punto, ottimo muro, ci voleva. E questa volta è Coach Astarita che giustamente chiede il time out. Ancora la Di Bert, punteggio 18 Procori, 16 Poseidon Pallavolo Crotone, secondo set della partita valida per la prima giornata del girone di ritorno del girone B e girone M di Serie B2. Riusciamo a rimandare la palla e portare a casa un preziosissimo punto. Brava ancora Tatiana. Ecco, quasi a rafforzare ciò che stavamo dicendo, a volte basta un niente, un'inezia per cambiare il corso di una partita. Bella la schiacciata, senza muro, nulla può Eva Di Bert, però dirompente questa volta. La ragazza credo sia stata la numero 13, no, la numero 11. Sì, in effetti non poteva essere lei, che è lei. Sara Miscea. Isabella in battuta, 17-19. Ricezione di Sara Rogelfo e poi Camila.
porta a casa anche il 20° punto e adesso ragazze c'è bisogno del massimo sforzo per tenere a bada la compagine calabrese. Tatiana Lombardo, il suo turno. Ecco, diciamo che questa non ci vuole, dai, ma ci sta, è solo il secondo errore in battuta del set. Crotone invece non ne ha sbagliato nemmeno una. 18-20. Sarà lo Geffo. Vai Laura, vai Laura. Ancora lei. Sempre punti determinanti, sempre punti decisivi, sempre presente sul pezzo, per usare una battuta tipica per chi svolge il nostro lavoro, stare sempre sul pezzo e non fare copia e incolla o scopiazzare di qua e di là. Brava Eva, vai, ancora riusciamo a salvare il pallone. L'attacco calabrese non può forzare, allora Camilla imposta, poi Maria Laura, il pallonetto vola, Tatiana Lombardo, poi la Diberte per Reja Vujevic, peccato, ha satanato il secondo di Crotone. Ci perdonerà, ci scherziamo su perché poi mai prendersi sul serio, è una fase determinante del secondo set, probabilmente anche della partita. Procori che mantiene le due lunghezze di vantaggio, la battuta adesso è nelle mani del numero 12 Aurora Cesario e vai ancora Maria Laura e va. Questa volta resta seduto il secondo allenatore di Crotone, più 3 per la Procori, la stessa Maria Laura va in battuta. Bella radente e c'è l'errore, 23° punto. Buona, brava, la classe ragazzi non è acqua, non è acqua la classe di questa splendida atleta, brava, che punto che ha pescato, proprio lasciato Basite, anzi in questo caso, questa volta è fuori ma va bene, gliela perdoniamo. 24-20, sono ancora parecchie opportunità per cercare di chiudere anche il secondo parziale. Problemi al tavolo. Cambio sia da parte del Crotone che della Procori. Rientra Teresa Campagna, accomoda ancora Aurora Smeraldo. 20 Crotone, 24 Procori, la battuta però è nelle mani della formazione pitagorica e sbaglia il primo errore della serata, ci regala il 25-20 e quindi la Procori va sul 2-0, un'ora di gioco e anche noi ci concediamo una pausa ribadendo il parziale: Procori Ricina 2, Pallavolo Crotone Poseidon 0, 25-18, 25-20. Sono di nuovo schierate le due formazioni che stanno dando vinta ad una bella partita di pallavolo, Procori Ricina e Poseidon Pallavolo Crotone. Ricordo e lo ribadisco, prima giornata del girone di ritorno con la formazione di casa che ha vinto i primi due set, 25-18, 25-25, adesso concede il primo punto alla compagine calabrese, che ha cercato soprattutto nel secondo set di contrastare efficacemente le rivali, ma alla fine ha dovuto cedere
perché comunque la Procori si sta esprimendo su livelli davvero molto buoni, probabilmente una delle migliori prestazioni di quest'anno. Brava Lea, brava Maria Laura, poi nonostante tutto una delle migliori in campo, stoica davvero. Parecchi punti fondamentali, in particolare mi piace ricordare il punto numero 24, una battuta, a proposito di battute, Camilla Maceto per poco non sorprendeva la ricezione ospite. E ci pensa però Lea Vujovic, così tanto per dire, piazza a lungolinea che non concede scampo alle rivali. Dicevo, quel punto racchiude proprio il senso della bravura di un atleta, della saldezza di nervi, della capacità di sapersi concentrare anche nei momenti determinanti. Quindi complimenti davvero a Maria Laura. No, perché devo scoprirla io, ma da anni ne seguo la carriera e il suo contributo all'Ericina è preziosissimo. Da dire peraltro che la sua assenza, senza far torto alle compagne, contro nell'ultima partita del girone di andata era pesata, anche perché poi la presenza di un atleta del genere offre ampie possibilità al tecnico di variare, di concedere minuti, di far rifiatare. Tanto Crotone si porta avanti 3-2. La Isabella Cus in battuta. In questo momento in campo per la Procori Teresa Campagna, Eva Di Bert, Lea Vujovic, Tatiana Lombardo, Sara Loggerfo e appunto Maria Laura Patti. Brava Lea, era dentro la palla, infatti anche lo stesso allenatore ospite, che devo dire ha dato parecchie volte l'esempio di sportività, quindi complimenti, è fondamentale e non tutti magari a volte si rendono conto che basta un cenno. E fuori la battuta di Maria Laura. Ancora avanti le ospiti in questo terzo parziale, o meglio terzo set, fate voi. Stavolta non chiude Lea Vujovic, porta a casa il quinto punto Crotone. Naturalmente è quasi superfluo sottolinearlo, la partita è ben lungi dall'essere chiusa, anzi la pallavolo, così come nel tennis, così come in altre discipline, bisogna giocare fino all'ultimo punto, mai abbassare la guardia, mai accusare cale di tensione, perché le avversarie sono sempre pronte a rientrare in partita. Vedremo, comunque siamo appena all'inizio del terzo set. Che punto che va a pescare la Sara Misceo. 6-3. Time out. Si ritorna in campo sul punteggio di 6-3 per la Poseidon Pallavolo Crotone, che ovviamente sa benissimo che per restare nella partita deve
cercare di cambiare, di ribaltare la situazione che la vede sotto. Intanto nulla può la pur brava Giada Biscardi assieme a Sara Misceo, probabilmente l'atleta che ha fatto meglio quanto riguarda Crotone. Però in questi casi bravo, incredibile questo che ha fatto Sara Lo Gerfo, e ancora riusciamo a mantenere il pallone in campo. E altro salvataggio, e bravi ragazzi, splendido punto, splendido scambio, devo dire, da meritare gli applausi che il pubblico presente sta tributando. Bellissimo, il punto più bello della serata, e non è un caso che lo abbiamo portato a casa. Brave davvero. 6 Crotone, 5 Procori, che è in battuta con la Vujevic. Resta lì la palla, sfortunate Francesca Campagna e Tatiana Lombardo, però brave lo stesso, stanno giocando davvero una gran partita. 7-5 per Crotone nel terzo parziale. E poi pallonetto della Di Bert che non sorprende, tento libero, e poi allora in questi casi cosa si fa? Si passa la palla a Maria Laura Patti. Francesca Campagna, un punto da recuperare. 6-7. Recuperiamo il pallone, allora non chiude questa volta Lea, anche perché era un po' distante, poi il muro non è fortunato. 8° punto per Crotone. Rientra Sara Lo Gerfo, Francesca Campagna in panchina, in campo Camilla Macedo, la Eva Di Bert, Tatiana Lombardo, Maria Laura Patti e Lea Vujevic. Incomprensione nelle file calabresi, ci concedono il 7° punto. Eva Di Bert. Fa quello che può il muro, la traiettoria poi è beffarda, un effetto che mette fuori causa la stessa Patti. Uno spettacolo, ragazzi, questa sera a Palla Cardella, diciamolo francamente, dai, ragazze che si impegnano allo spasimo. Abbiamo visto adesso proprio il tentativo disperato di ben 2 atlete, il numero 3 e la numero 9, Gaia Gernone in particolare ha cercato di salvare, ecco, non era il momento migliore per l'errore in battuta, ma chiaramente ci sta nell'arco di una serata. Ha cercato di sorprendere le avversarie, ma la palla non ha superato la rete. Allora 8 per la Procori, 10 per Pallavolo Crotone. No. Stranissimo errore di Tatiana Lombardo.
Estesa si arrabbia per la giocata, più 3 Crotone. Tocco sotto rete, quindi punto per l'Ericina che ne recupera uno dei tre. Camilla Macedo, direi che non mi piace sottolinearlo, forse perché siamo abituati a ben altra maniera. Brava, non ci sono più aggettivi per descrivere la prestazione di Maria Laura Patti al rientro dopo i malanni. Poi ci vuole sempre quel pizzico di fortuna, però come si fa a muovere appunti alla prestazione finora espressa dalle nostre atlete? Dicevo che una partita abbastanza che sta scorrendo tranquillamente, pochissime recriminazioni o polemiche, molta sportività, anche gli arbitri di fatto non hanno dovuto impegnarsi più di tanto. Vi ricordo che è una coppia che scende da Milano, signori Rocchi e Bonaccorsi. Alla fine Crotone porta a casa il 13° punto e si stacca più 4. Con imbattuto la numero 1 Isabella Cus. Vai Maria Laura, vai. Ricordo quando ero bambino c'era una pubblicità, Gigante pensaci tu, e in questo momento c'è bisogno, dopo della sua grande esperienza, del suo temperamento e della sua anche qualità, non dimentichiamo. È un tutt'uno. E l'infrazione questa volta è commessa dalla nostra Di Berto, lo ammette con un sorriso. Restano 4 punti da recuperare nel terzo parziale. Brava Francesca, ottimo punto, brava Francesca, anche tu. Lea Vujevic, è il suo turno. Fuori, questa volta è fuori. Lo ammette lei stessa che è venia, ma ci sta dopo una gara del genere, figurarsi. 12 Procori, 14 Crotone. Brava Sara, a volo d'angelo. E poi Lea non chiude, peccato. Stavamo già aspettando il punto, invece il punto è di Crotone che si riporta avanti di 3. E abbiamo riascoltato la voce che proviene dalla panchina crotonese. Chiaramente ci scherziamo su, ma è giusto che gli allenatori tecnici sostengano le ragazze, ne hanno bisogno. Brava Eva a sorprendere.
Adesso le nostre ragazze quasi come se avessero ascoltato quello che avevo detto poc'anzi io, chiedono maggiore attenzione al primo arbitro. 15 Crotone, 13 Ericina, battuta nelle mani di Aurora Smeraldo. In panchina in questo momento sia Sara Logerfo che anche lei, che prestazione, quanti palloni ha recuperati, quanti voli ha effettuato, quasi non so se ha il brevetto, ma davvero. Brava Aurora, ancora Aurora Smeraldo, la di Bert, peccato, 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 sbagliato la nostra Camilla, peccato. Rientrano sia Sara Logerfo che... no, rientra solo Sara Logerfo, peccato davvero. Da possibile -1 ritorniamo al -3, ma siamo 16 per Crotone, 13 per l'Ericina. C'è qualche controllo al tavolo, tutto ok. Brava, brava Camilla questa volta a riscattare la sbavatura di poco fa. E poi l'ottimo muro di Eva Di Berto e Camilla Macedo, punto parecchio importante, ci riporta a -2, altrimenti insomma, sarebbe stato -4. Recuperiamo il punto, diciamo, sprecato poc'anzi. Eva Di Berto, adesso va a -1 la compagine di Coach Allegra. Anche Crotone di tanto in tanto commette più che errori delle sbavature che chiaramente paga un carissimo prezzo, perché qui chi sbaglia insomma non viene proprio minimamente risparmiato o graziato, proprio perché il livello è molto molto alto. Volo inutile di Eva Di Berto. 17° punto per Crotone. Gaia Gernone, il turno di battuta. Crotonese ha la meglio questa volta e ritorna a +3, il vantaggio della formazione allenata da coach Astarita e Luigi Allegra, giustamente, opportunamente chiama il time out. Impartite le ultime direttive in questo spicchio di partita, sia chiaro. I due tecnici adesso assistono alla messa in gioco con una battuta abbastanza strana. Riusciamo a portare a casa anche il 16° punto. Tra l'altro Camilla chiede scusa perché involontariamente ha colpito al volto. Un battutaccio poi. Ha fatto l'arbitro la richiama, ma sta una battuta. Ha fatto una battuta. E dai.
e a volte anche bisogna saper cogliere i momenti. Camilla tra l'altro si era scusata per aver colpito la ragazza al volto, la stessa non aveva accettato commenti e poi lei ha detto una battuta, vediamo se ti riesco a ricolpirti di nuovo, ma è chiaro, difficilmente uno può fare una cosa volutamente, dai. Vabbè, torniamo alla partita che è molto bella, molto piacevole, salvataggio al limite dell'incredibile, ma non far arrabbiare Maria Laura Patti, dai, credo che sia da evitare. A prescindere di come finirà questa serata, credo che la palma della migliore in campo spetterà proprio alla numero 23. Torna in campo anche Carola Compagno, in battuta, un punto da recuperare, naturalmente per la Procori. Buona guardia il muro, ancora l'attacco, ancora il muro, 2 volte. Adesso il nostro attacco, Vujevic non chiude, peccato, poteva essere il pareggio. Diciamo. E poi il muro, brave, brave Camilla e Maria Laura, 18 pari, terzo set, partita davvero avvincente, davvero, molto molto bella, forse la più bella partita disputata e vista finora al Pala Cardella, tra 2 ottime squadre, davvero. E ancora Maria Laura, opera il sorpasso, 19-18. E il discorso che facevo poc'anzi, basta un pizzico di deconcentrazione, ma nemmeno, anche di stanchezza, l'avversario ne approfitta. Ancora time out, 19 Procori e Vicina, 18 Poseidone Pallavolo Crotone, terzo set. In battuta Carola Compagno. Possono solo appoggiare la sfera e allora peccato, un tantino dietro e poi l'errore della Isabella, uno dei pochissimi errori della numero 1, ma ci sta, perché comunque a livello proprio di impegno mentale questa partita credo che stia pesando. Intanto siamo sul 20-18 a favore della Procori Vicina, più 2. Ancora Carola Compagno. Stavolta il muro non è fortunato, manteniamo una lunghezza di vantaggio, peccato, ma ci sta. Cambio palla, torna in campo Tatiana Lombardo. Che dal lato della sua esperienza, dal lato della sua carica, esorta le compagne a mantenere alta la concentrazione. 19 Crotone, 20 Ericina. In battuta la numero 13 Giada Biscardi. Tocca la rete, quindi la palla non è forte, allora trova l'incrocio la brava numero 11 calabrese Sara Misceo, parità, peccato.
battuta la Di Bert, che però ha salvato la palla. Ancora l'attacco. E vai Lea, vai Lea. Adesso c'è bisogno di te. Rimettiamo il nasino avanti. Torna in campo Francesca Campagna, in panchina Sara Logelfo, in battuta Camilla Macedo. 21-20, terzo set molto equilibrato. Pallone all'indietro, no. Vai! Occasione sprecata per portare a casa il punto. E poi chi pensa alla nostra avversaria, la numero 9, che se la ride, brava, così bisogna fare. Ammette il suo errore, ma meriti lo stesso un premio, perché non è da tutti. Complimenti, davvero complimenti alle ragazze. Tutte, nessuna esclusa, questa sera hanno onorato lo sport, lo stanno onorando, ancora non è finita. Torniamo ad avere 2 punti di vantaggio. E la tensione poi, sai, gioca a brutti scherzi. Non bastano i salti di Luigi Allegra. È uno spettacolo nello spettacolo, perché poi c'è la partecipazione. Insomma, lo sport è questo, ragazzi. E chi lo apprezza, chi lo vive in una certa maniera, con partecipazione, con coinvolgimento, riesce ad apprezzarlo meglio. 22-21, 21 per chi batte, 22 per chi risponde. È una fase molto importante, molto importante. Controllo in atto da parte del secondo arbitro. Tutto sembra ok, possiamo riprendere. Riproponiamo l'attacco, il muro, ancora, brava Tatiana, vai, 23-21, punto importantissimo, brava Tatiana, che freddezza ragazzi, pazzesco, in una fase concitata del match, ti pesca il jolly, e questo non è foto, questa è bravura. Laura Patti, Maria Laura Patti. Vedersela tutta, lei in battuta. Recuperiamo la palla e quindi ci proponiamo ancora in attacco e sbaglia Francesca, primo errore della serata, quindi glielo perdoniamo, dai, anche se il momento è parecchio importante. Adesso attenzione alla battuta di Sara Misceo, altra grande protagonista della serata, di questo peccato l'errore in ricezione di Sara Logelfo, ci inchioda alla parità. C'è anche grande partecipazione nella parte del pubblico presente al Palacardella, perché in effetti le due squadre hanno fatto di tutto per coinvolgere. Bello, è punto, sì, è punto, ci perdonerà il tecnico ospite, ma è punto. 24-23, ci gioca il match point sulla battuta di Lea Vujovic.
capisco anche come c'è a starita. Fuori! È fuori! 3-0, grande vittoria della Procorie Ricina, grandissima prestazione. In 3 set l'Ericina rimanda battuto la Pallavolo Crotone e sale in classifica. Adesso sono 30 i punti della matricola trapanese e la classifica è la seguente: le prime di 4 posti: Zafferana 38, Crotone 32, Traina 31, Procori 30, ma soprattutto brave. Riepilogo quello che è successo. La Procorie Ricina inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno, grande la prestazione, in particolare di Maria Laura Patti, ma io credo che mai come questa sera tutte le ragazze meritano un applauso. I parziali 25-18, 25-20, 25-23 e Ricina Pallavolo Crotone 3-0. Grazie per quanti ci hanno seguito, appuntamento fra 15 giorni. Come sempre Enzo Bionda e Massimo D'Azeglio vi ringraziano per la cortese attenzione. Buonasera.